Recitiamo le lodi di martedì 2 gennaio. San Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa. Signore, apri le mie labbra. E la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo, Signore, fonte di ogni sapienza. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Venite, applaudiamo il Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo Signore, fonte di ogni sapienza. O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso fra i santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste, dimora, forza, rifugio, conforto, in te speriamo. Illumina col tuo spirito l'oscura notte del male, orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Chi salirà al monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà al monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti e Re della gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse, per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui, Signore, il nostro Dio, Lui, il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui.
E allora egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui. esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate, poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vari progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione il cui Dio è Signore, il popolo che si è scelto come erede. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere. Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare. Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e nostro scudo. In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Dal Libro della Sapienza. Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano si attirano all'amicizia di Dio. Sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. L'Assemblea ne proclama le lodi. Canta la sapienza dei santi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi. I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I saggi splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso. Fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore. Non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi. Fa che non venga mai meno la tua presenza mediante i ministri santi e santificatori. Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi dottori Basilio e Gregorio. Fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con l'insegnamento e l'esempio dei santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, donaci uno spirito umile e aderente per conoscere la tua verità e attuarla con un coraggioso programma di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nos cum prole pia. Benedicat Virgo Maria.
oggi celebriamo in memoria di Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, ascoltiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato Mostraci, Signore, la tua misericordia. e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai illuminato la tua Chiesa con gli esempi e gli insegnamenti dai santi vescovi Basilio e Gregorio, donaci uno spirito umile per conoscere la tua verità e attuarla fedelmente nella carità fraterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei li inviarono da Gerusalemme, sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore. Come disse il profeta Isaia, quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dopo di me verrà uno che è prima di me. In questo Vangelo apparentemente chiaro si nascondono moltissime verità domande, non solamente quelle domande poste dai giudei a Giovanni per conoscere da lui la sua identità. Attorno a lui si era creata una curiosità contagiosa, non si faceva altro che parlare di lui. Ognuno aveva una teoria diversa e stavano male per il dubbio che non li lasciava dormire. Molti erano certi di trovarsi dinanzi al Messia, non avevano mai visto un uomo così spirituale e corrente con la sua missione. Nei giudei c'era curiosità, preoccupazione e dubbio, perché l'Antico Testamento manifesta la promessa di Dio nell'inviare 3 persone che avrebbero salvato Israele. Ma nel piano di Dio si trattava dell'umanità. Essi non comprendevano la rivelazione di Dio. Israele aspettava 3 profeti, non conosceva il tempo né la successione degli eventi. Tutti sapevano che tra questi ci sarebbero stati Elia e il Messia. La prima venuta riguardava un profeta non identificato. Molti lo hanno identificato con il Messia, ma è impropria l'applicazione. Questo profeta in realtà è Giovanni Battista. Il Signore tuo Dio susciterà per te in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Io susciterò
loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e li porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Il secondo è invece Elia, profetizzato da Malachia. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. La terza profezia si rivolge direttamente al Messia. Questa profezia è molto esplicita come la seconda. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La predicazione di Giovanni Battista ha scosso tutti i giudei. Non sapevano come identificarlo, non comprendevano chi fosse e organizzarono di chiederlo a lui. Lo fecero non poco rispetto, proprio perché non sapevano chi fosse dei tre, e pur non conoscendo il primo profeta conosciuto, lo va a trovare una delegazione e gli fa un interrogatorio serrato. Perché dunque tu battezzi se non sei Cristo, né Elia, né il profeta? Questa domanda, che intendeva chiudere l'interrogatorio, è posto dai giudei dopo le domande mirate a conoscere la sua identità. I giudei vivevano a teste piene di mistero e comunque è un po' comprensibile la loro agitazione. Non sapevano l'identità di Giovanni e invece di gioire per la rivelazione di Dio attraverso quel profeta non identificato, cercavano di rendere impossibile la sua predicazione che attingeva dalle sacre scritture. Dopo le domande dirette per scoprire il suo nome, pongono una domanda curiosa ma che però noi la utilizziamo per la nostra riflessione. Cosa dice di te stesso? Questa domanda non è rivolta solo a Giovanni. Ognuno di noi è il destinatario. È una domanda che principalmente dovrebbero porsi i cardinali e i vescovi, che hanno grandi responsabilità, poi i sacerdoti e tutti i credenti. È indispensabile interrogarsi su se stessi per conoscere meglio le debolezze e i rimedi per vincerle, riflettere sui comportamenti non in linea con il Vangelo e cercare le risposte proprio nella parola di Dio. Bisogna imitare Giovanni Battista. Egli non cercava onori, né lasciava credere di essere pari al Messia, e per spiegarlo chiaramente precisa. A colui che viene dopo di me, io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Una testimonianza umile
e straordinaria, qui lui svela di essere il primo profeta annunziato dalle antiche profezie. Solo un grande uomo di Dio poteva rispondere così. Ma andiamo all'inizio di questo incontro. Tu chi sei? La prima domanda posta a Giovanni dalla delegazione inviata da Gerusalemme per scoprire la sua provenienza e svelare il mistero. Gli uomini della delegazione non si curarono della predicazione di Giovanni, della sua vita, del motivo del suo aspetto selvatico che indicava una vita penitente. Ignoravano la sua vita perché interessava conoscere solo il nome, che c'è cita da parte di questa delegazione. Giovanni poteva essere proprio il profeta non identificato come infatti lo era, ma non lo accolsero e minimizzarono la sua persona. Erano poco interessati ad un profeta. Essi cercavano il Messia. Alla domanda, tu chi sei? Noi dobbiamo dare una risposta personale. Dobbiamo chiederci che siamo veramente davanti a Dio e non davanti agli uomini. Questi ci possono apprezzare per qualche aspetto di noi o per l'amicizia, la condivisione di qualcosa, ma non per quello che siamo dentro. Gesù può farlo. Noi vogliamo diventare interiormente buoni, umili e miti. Tu chi sei? Come davanti a uno specchio la persona si domanda chi è per Gesù. Cosa pensa Gesù veramente di me? Alle ripetute domande curiose e ipocrite, Giovanni ripeteva la negazione. Io non sono il Cristo, non lo sono, no. Fino a quando in modo diretto replicarono, chi sei? È una domanda che fa bene a tutti noi ripeterla con umiltà e spirito di fede. Chi sono davanti a Gesù e che cosa faccio di buono nella mia vita? Riflettiamo su Giovanni Battista e sulla semplicità che ha mostrato, sull'umiltà che lo rivestiva, sulla forza nel praticare la parola. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. d'amore, tu ci
via d'amore, tu ci fai come te. Sì, il cielo è qui, su questa terra, tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te nella tua casa, dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, questo sacrificio del tuo popolo, perché i doni che offriamo per la tua gloria, in onore dei santi Basilio e Gregorio, siano per noi fonte di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui risplende in piena luce e sublime scambio che ci hai redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo. La natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santificare l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo, che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, per diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
e diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e la sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci un'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santi Basilio e Gregorio, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, gli ordini episcopali, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, ut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mastro del cielo, Arcol divino, mite agnello redentor, tu che parti da lungi sognar, tu che angeliche voci non sia, luce dona alle genti, pace infondi nei cuori. Luce dona alle genti, pace infondi nei cuori. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run, young virgin, mother and child. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca, cresca in tutto noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la festa dei Santi Basilio e Gregorio, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da loro indicata. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Di notte placida per muto sentier, dai capi del ciel discese